Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Blitz in un circolo privato di Randazzo nel Catanese gestito da un 26enne di Bronte. I carabinieri hanno sequestrato 7 PC collegati a siti di gioco online senza le autorizzazioni. Multa di 70.000 euro. Rapina a mano armata in un centro commerciale di Catania, vittima una commessa che, nonostante avesse detto che il negozio stava per chiudere, una donna poi arrestata dai carabinieri è entrata lo stesso minacciando di consegnare l'incasso armata di coltello. Lutto nel mondo della scuola, sono tante le parole di stima ed è forte la commozione in tutta la comunità scolastica catanese per la morte di Cristina Cascio, dirigente dell'Omnicomprensivo Musco e reggente dell'Istituto Comprensivo Livio Tempesta di Catania. Cristina Cascio aveva 59 anni, è stata dirigente e reggente anche al Liceo Classico Spadaleri di Catania e da tanti anni lottava contro una grave malattia. I funerali si svolgeranno domani 24 gennaio alle ore 16 in Basilica Cattedrale a Catania. E adesso un aggiornamento sui dati Covid. Nella settimana dal 13 al 19 gennaio si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti, 112,4, e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del meno 46,3% rispetto a quella precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 è quanto emerge nel monitoraggio indipendente sulla Sicilia della Fondazione Gibbe. E con questo aggiornamento per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.